Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di cereali alimentari. Lo facciamo con la nostra ospite Chiara Dossi, che è presidente del settore cereali alimentari di Confagricoltura Veneto. Chiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere in Grazie. nostra compagnia. Io ricambio il ringraziamento per l'invito ogni volta, grazie mille. Grazie a lei. Le chiedo innanzitutto per il vostro settore, per il settore dei cereali alimentari, come è andato il 2023? Partendo allora, diciamo che il 2023 è stato l'anno probabilmente più difficile e critico degli ultimi anni. Si arrivava da un 2022 con il gravissimo problema della siccità, eh, accompagnato però dal conforto dell'aumento dei prezzi dei cereali. Un aumento che non ci si aspettava, dovuto ovviamente alla guerra in Ucraina, alle crisi geopolitiche degli ultimi 2 anni, e anche un aumento notevole dei prezzi di produzione. Però nel complesso l'annata si era chiusa abbastanza positivamente, diciamo, a parte alcune aree che erano state veramente gravemente colpite dalla. Quindi possiamo dire che c'è stato un problema se pensiamo ad esempio ai prezzi, ai margini di guadagno. Il 2023 era già partito in modo critico perché la siccità si stava protraendo, per cui le semine dei cereali autonovermini era già stata piuttosto critica a causa della siccità. I prezzi per i mezzi tecnici erano comunque rimasti elevatissimi, a differenza invece dei prezzi dei cereali che hanno cominciato una lenta e inesorabile discesa. Quindi mi verrebbe da dire un quadro di incertezza complessiva. L'incertezza legata alle produzioni è stata accompagnata anche a una grave incertezza legata ai redditi e ai profitti. Poi le piogge e il maltempo primaverile non è stato di aiuto, è stato di aiuto sicuramente alle falde, appunto, ma non ai raccolti, che hanno subito gravi conseguenze, per cui soprattutto il frumento duro è stato parecchio danneggiato sia in termini di produzione ma anche in termini di qualità. Il frumento tenero si è salvato nelle produzioni, non in tutte le aree, perché dove è stato alletato dalle tempeste o danneggiato dalla grandine ovviamente c'è stato un danno maggiore, ma dove non ci sono stati questi tipi di danni comunque c'è stata una produzione leggermente inferiore, ma soprattutto un problema di qualità, e lo stesso problema si è verificato per l'orzo, accompagnato poi da un calo drastico dei prezzi all'acquisto, quindi costi di produzione alti, con produzioni comunque ridotte e prezzi a ribasso. Quindi diciamo che il Un quadro 2023 non buono. no, è stato un anno più che altro, al di là poi diciamo, una serie di convergenze non Non proprio positivo. positive. Quello che ha pesato molto sulle imprese è stata proprio l'incertezza su come muoversi, perché poi l'anno precedente era stata richiesta agli agricoltori di aumentare in modo evidente la produzione di frumento tenero, per cui così è stato fatto. Dopo però la risposta è stato un pagamento molto molto ridotto. Quindi questa situazione insomma, non ha aiutato le imprese.